benvenuti a Noi Chiesa. Questa settimana iniziamo la nostra trasmissione parlando un po' di noi e un po' di voi. Un po' di noi perché vogliamo parlare del ruolo e del valore dell'informazione locale, e parliamo però un po' di voi perché il pubblico, dati alla mano, premia sempre di più le emittenti locali. È quanto è emerso durante l'ultimo confronto fra i direttori delle emittenti locali che si riconoscono sotto l'egida di Concorallo TV, il consorzio che raduna le emittenti come la nostra, insomma sparse in tutta Italia. Per il terzo anno consecutivo i direttori delle emittenti radunate da Concorallo TV si sono incontrati a Chiavari per un momento di scambio e di confronto. A fronte di dati che premiano le emittenti locali e l'informazione locale, quindi anche le radio, non solo le televisioni, evidentemente a fronte, insomma, di questi dati che premiano l'informazione locale ci sono crescenti difficoltà economiche che a volte possono un po' far perdere la speranza. La riunione dei direttori delle emittenti che si riconoscono nel corallo è servita proprio a questo, a fare rete per rifondare la speranza. Vediamo. La 2 giorni dei direttori delle emittenti locali aderenti all'Associazione Corallo è prima di tutto un momento per rimotivarsi e rilanciare l'impegno quotidiano. Innanzitutto un'esperienza di chiesa, perché siamo qui certamente per cercare di raccordarci, di trovare soluzioni tecnico-professionali produttive insieme, ma soprattutto per ricordarci perché facciamo televisione in questo senso e perché ancora dopo tanti anni vogliamo continuare a farla, cioè vogliamo comunicare a tutti che abbiamo incontrato nell'esperienza cristiana, nell'esperienza della Chiesa, l'esperienza di una vera umanità che vogliamo poter condividere con tutti. Oggi le sfide e anche le difficoltà sono innumerevoli. Quali sono gli aspetti che si cerca di affrontare anche con una condivisione del valore che ciascuna emittente porta all'interno di questo gruppo più ampio? Ma l'esperienza di Concorallo, questo è il nome della sigla che poi ci siamo dati, è proprio particolare, è l'unica esperienza di reality syndication in Italia fatta da tante piccole emittenti, perché in tutti questi anni, ormai sono 50 anni che ci sono le emittenze radiotelevisive in Italia, private e anche locali, di tentativi se ne sono stati fatti tanti, ma questo è l'unico alla fine veramente che ancora c'è. E qual è la caratteristica? È che non è un prodotto dall'alto, non c'è un editore che vuole in qualche modo controllare e usare testate locali per lanciare propri prodotti commerciali, culturali o politici, ma ci sono tante realtà locali che vogliono al contempo poter condividere il meglio di quello che essi sono, creando un palinsesto utile per ciascuno. E quindi la diversità, la località, l'essere radicati in un territorio non è antitetico, ma anzi è un'occasione in più per riconoscersi e poter lavorare insieme. Questa è la grande caratteristica di questi 2 giorni insieme che abbiamo vissuto. Quest'anno abbiamo avuto anche il direttore di TV 2000 e il responsabile Massimo Monzio Compagnoni del Servizio per il Sostentamento Clero. Ecco, un riconoscimento anche in qualche modo a quello che stanno facendo le emittenti. Certo, perché la parola è sempre più sinergia dintorno alla Chiesa e non a caso proprio in questi giorni si sta celebrando l'assemblea della sinodale della Chiesa italiana. Quindi non c'è soltanto un'occasione, una necessità, come dire, ma proprio un desiderio di costruire a partire dal proprio specifico, quindi portando i mattoni che si hanno in mano una rete e una possibilità di comunione reale insieme. E quindi c'è un desiderio da parte sia di TV 2000 sia da parte della CEI di sostenere questo nostro cammino e di interfacciarsi perché è utile
ed è bello ed è soprattutto, come dire, l'esperienza di chiesa che vogliamo vivere insieme. 30 le TV cattoliche presenti in rappresentanza di realtà dislocate sull'intero territorio nazionale, dove quotidianamente svolgono un servizio di prossimità sempre più apprezzato dal pubblico. Qual è il valore dell'informazione locale? È un valore prezioso perché in qualche modo valorizza la prossimità, cioè dare l'idea a chi guarda il telegiornale, chi ascolta un giornale radio, di avere una telecamera sull'uscio di casa. Oggi noi vogliamo essere informati sui grandi fatti internazionali, ma vogliamo anche sapere che cosa l'amministrazione comunale ha deciso sulla ZTL e sulle zone blu nei parcheggi, sapere la nostra squadra in qualunque categoria sia posizionata, come sta andando, come vogliamo avere l'informazione sul campionato di Serie A. Quindi è un valore importantissimo, anche come scuola di formazione dalle redazioni locali, sia nel servizio pubblico ma anche in quello privato, sono venuti fiori di professionisti. Come si fa a salvaguardare questo valore in un tempo che è reso difficile anche da difficoltà economiche? C'è un problema di risorse che riguarda, come dire, gruppi nazionali e gruppi locali. C'è però da coltivare questa consapevolezza che l'informazione locale dà a risposte appunto di prossimità. C'è in qualche modo un riconoscersi e di un salvaguardare l'identità di una comunità, di una storia, di un luogo, e quindi non si può prescindere. E per quanto, come dire, la globalizzazione, gli strumenti consentano oggi di avere in tempo reale informazioni su eventi, su fatti, su luoghi molto lontani da noi, come dicevo prima, ci interessa molto anche sapere questo che la nostra comunità sta vivendo, ciò che riguarda il futuro della nostra comunità, proprio salvaguardando l'identità di un'appartenenza. In questi 2 giorni abbiamo vissuto sentimenti di amicizia, di collaborazione che consolidano rapporti, contributi umili con le emittenti Corallo. Ecco, qual è il salto di qualità che ci è richiesto per affrontare meglio e con più forza anche questo tema? Ecco, io dico che dobbiamo soprattutto salvaguardare la missione che ci è stata affidata, e questa missione per le televisioni e la radio che appartengono a questo circuito, quella in qualche modo di rendere un servizio alla Chiesa, alle chiese locali e al Paese, perché siamo dei cittadini che con una responsabilità e come operatori dell'informazione con una responsabilità in più. Però attenzione, dobbiamo salvaguardare, cioè ognuno deve fare il suo, la televisione locale deve fare il suo, deve valorizzare il suo territorio, i suoi territori, evitando magari di scimmiottare, come dire, emittenti nazionali che hanno un altro compito, hanno un altro risorse. L'integrazione tra questa missione e quella appunto di altri, secondo me è un valore che può dare quel di più del quale il telespettatore, come i dati dimostrano, gradisce. Ecco. Le difficoltà, soprattutto economiche, non mancano, ma le sfide non spaventano, consapevoli che la rete intessuta in questi anni e fortificata dai progetti comuni porterà frutto. È veramente un momento molto bello questo a Chiavari, ormai è il 3° anno, ci riuniamo con Corallo TV, il circuito delle emittenti cattoliche che davvero riesce, io penso, a interpretare al meglio il territorio. Ogni anno ci scambiamo idee, contenuti, ma soprattutto ci scambiamo anche un modo di fare televisione che secondo me è unico in Italia, che è il grande valore aggiunto delle emittenti Corallo. Nonostante le difficoltà che ci sono, si è parlato anche di progetti, ecco, quali sono quelli più stimolanti che sono venuti fuori da queste 2 giornate di confronto? Noi da anni con Corallo TV raccontiamo la chiesa che non si vede, la chiesa delle periferie, la chiesa delle storie, la chiesa che in molti fanno finta che non c'è, e quest'anno sono venute fuori bellissime idee per continuare a raccontarla, semmai anche con dei registri diversi, con più leggerezza, perché noi che frequentiamo e viviamo la chiesa sappiamo che la chiesa è un luogo dove si sta anche bene in maniera rilassata, e mentre si sta bene in maniera rilassata si fanno tante cose importanti. E così parliamo di qualcosa molto vicino a noi, come avete sentito nel servizio, parliamo del
ruolo e del servizio svolto da 125 anni in Val Fontana Buona dall'oratorio di Monleone di Cicagna, che come sapete in questa fase della sua esistenza accoglie ogni estate circa un centinaio di bambine, bambini, ragazze e ragazzi, ma che per anni è stato ed è tuttora il punto di riferimento educativo per le famiglie della Val Fontana Buona. Per celebrare i suoi primi 125 anni di vita, l'oratorio di Monleone si è regalato un libro e lo ha regalato a tutto il territorio perché contiene la storia di questo punto fondamentale della Val Fontana Buona. Dunque si è regalato un libro che è stato presentato qualche settimana fa a Monleone e una mostra con tantissime foto relative alla storia dell'oratorio che si potrà visitare anche sabato e domenica. Vediamo. Sono decine e decine di migliaia, forse di più, i bambini e le bambine che hanno frequentato sono passati almeno una volta dall'oratorio di Monleone di Cicagna, una realtà molto radicata e apprezzata sul territorio che quest'anno ha compiuto 125 anni. Prima gestita dalle suore figlie di Maria Ausiliatrice, dal 2011 dall'Associazione Mornese che ne ha mantenuto vivo il carisma. L'associazione è composta da ex allieve delle figlie di Maria Ausiliatrice. Oggi direi che c'è praticamente tutto a parte l'oratorio aperto quotidiano. Allora riuscivamo ad aprire quotidianamente perché abbiamo assunto una dipendente, immediatamente l'associazione di volontariato ha assunto una dipendente per poter aprire tutti i giorni come facevano le suore. E dopo direi che forse il Covid è quello che ha dato la botta finale, abbiamo dovuto, per a livello non riuscivamo ad avere più a permetterci una dipendente e abbiamo dovuto aprire solo il sabato. E il centro estivo invece continua praticamente identico a prima, in una modalità leggermente diversa perché i tempi cambiano, le famiglie hanno esigenze diverse e quindi magari prima iscrivevano i bambini tutto il mese, adesso hanno la possibilità di farlo magari settimanalmente per brevi periodi. È una scelta che rifareste? Ma senz'altro sì, perché la scelta è stata fatta per permettere ai nostri figli e ai figli dei nostri figli e degli amici di continuare a frequentare questo luogo come l'abbiamo frequentato noi da bambini. Abbiamo conosciuto questo ambiente di gioco, di gioia, di preghiera e solo qua lo trovi. Perché infatti quando abbiamo deciso di gestirlo a livello laico, la meta era, lo scopo era che fosse un centro religioso. Nel momento in cui veniva a mancare la fede avremmo chiuso, cioè non avremmo più portato avanti questo centro, perché non ci interessava gestire un centro estivo laico, riuscire a trasmettere il carisma di Don Bosco, infatti il nostro timore più grande era quello. Dopo 14 anni i ragazzi sono ancora qua, quindi direi che chi ha proseguito è riuscito. L'Associazione Mornese arriva dalle ex allieve delle figlie di Maria Ausiliatrice. Nel 2021 abbiamo cambiato nome per dare un senso anche più profondo alle nostre radici carismatiche che arrivano da Mornese proprio, che è la terra natale di Madre Mazzarello, fondatrice insieme a Don Bosco dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. L'associazione Mornese anche a Monleone nasce nel 2021, ma ha radici molto più antiche perché si ha dati certi che nel 1909 esisteva già. L'associazione ex allieve delle figlie di Maria Ausiliatrice è nata nel 1908. Monleone è una delle prime. Questo impegno mi sembra si declina nell'educazione prima di tutto, in un'educazione con un fondamento religioso, anche se è gestita da laici e laiche, però la caratteristica è il sistema preventivo di Don Bosco declinato al femminile, quindi una spiritualità salesiana mornesina. Per celebrare il traguardo, un libro che racconta la storia dell'oratorio. Lo scopo è quello di farlo conoscere anche a chi non l'ha vissuto, oltre che realizzare una vera e propria memoria storica di questa realtà. L'idea del libro nasce dal fatto che quest'anno l'oratorio di Monleone compie 125 anni, per cui ci sembrava bello e importante che non solo noi che lo viviamo dall'interno, ma anche appunto chi lo conosce meno o che non lo conosce affatto, possa venire invece a conoscenza di una cosa proprio bella, perché non è scontato che
un oratorio, no? In un piccolo paese così duri per 25 anni, continua ad andare avanti. Le fonti su cui ho lavorato sono state le fonti soprattutto dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice e online hanno veramente molto materiale, quindi ho lavorato soprattutto su quelle e poi ho lavorato sulle cronache proprie della casa che naturalmente quando le suore sono andate via da Monleone hanno portato con sé, quindi sono nella casa ispettoriale, però le suore ci hanno concesso di consultarle, per cui siamo andati varie volte alla Spezia a consultare proprio gli originali di queste cronache scritte a mano dalle suore ogni anno e quasi giornalmente, perché la cronaca era proprio una cronaca quasi quotidiana. Forse c'è un dato che non si riuscirà mai a capire, ma che dà il segno quanti ragazzi in questi 125 anni hanno frequentato queste mura e che cosa hanno portato con sé nella loro vita. Ma sai, dire un numero è molto difficile, se consideri che fino a pochi anni fa a livello di luoghi di gioco non c'era niente se non l'oratorio e quindi tutti bene o male passavano di qua, puoi capire quanto sono stati grandi i numeri. Attualmente i numeri sono abbastanza alti, soprattutto durante l'attività estiva. Ancora quest'anno abbiamo avuto 100 bambini più 35 più o meno animatori e quindi i numeri sono sempre molto alti. Darti un numero totale è pressoché impossibile. Una giornata, quella della presentazione del libro, che ha permesso ai presenti di condividere la passione educativa e mostrare anche all'esterno l'importanza del carisma salesiano. Questo di oggi è stato per me un momento molto significativo che ci ha dimostrato come il carisma salesiano veramente sia un dono per tutta la Chiesa e per tutta la società, che va oltre la presenza delle suore, nel nostro caso, delle figlie di Maria Ausiliatrice, nel momento in cui non sia più possibile essere fisicamente, però è un dono che ci consente di condividere con tante altre persone questa passione educativa per i giovani, ci consente di raggiungere il desiderio di vita, il desiderio di gioia che hanno i ragazzi e di condividerlo con dei laici e delle laiche, come oggi qui abbiamo sentito a Monleone, che ci credono, che investono passione educativa, tempo, energie, risorse per poter continuare questa missione che loro hanno sperimentato in primo luogo, in prima persona, in se stessi. Hanno sentito di essere stati amati gratuitamente, che questo amore, che la fiducia che hanno ricevuto, che il senso di responsabilità che è stato loro dato è stato un elemento di crescita, di maturazione, sentono che è un valore così importante che oggi può essere consegnato ai ragazzi perché anche loro possano beneficiare di questo. Ecco, credo che Monleone ci testimoni veramente questo, come un gruppo di ex allieve, di cooperatori e cooperatrici possa prendere il testimone e continuare una missione molto bella, molto attuale, molto necessaria anche oggi. Oggi questa sfida è sempre valida, è sempre attuale, ma cambiano magari gli strumenti, i mezzi, i modi? Certo, sì, sicuramente, perché come notavamo i ragazzi sono sempre velocissimi nei cambiamenti, quindi gli adulti oggi gli adulti che vogliono stare al loro passo devono essere molto flessibili, molto creativi, così come Don Bosco ha fatto e le nostre suore in altro momento, ma oggi occorre continuare e direi che ancora di più si capisce come i giovani siano protagonisti di questo ambiente educativo, cioè loro ci possono accompagnare, indirizzare, orientare per entrare in sintonia con loro. È necessario il nostro ascolto dei giovani per comprendere cosa loro desiderano, cosa portano in cuore. Allo stesso tempo gli adulti hanno anche da condividere dei valori, hanno da condividere i significati soprattutto. I ragazzi sono molto bravi a fare determinate cose, però giustamente non conoscono ancora tanti significati che sono importanti per la vita. Gli adulti, restando al loro passo, devono però sentire la responsabilità di dare questi valori, perché una certa forma di giovanilismo, di modernità potrebbe anche portare a delegare o a disimpegnarsi come educatori. Invece no, i ragazzi hanno diritto alle figure educative, nella sintonia, direi nella complicità, nell'alleanza, nella ricerca dei mezzi che siano efficaci nella comunicazione.
E allora, se volete visitare la mostra allestita all'Oratorio Maria Ausiliatrice di Monleone di Cicagna, gli orari: sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 16 alle 19. Cambiamo valle, dalla Val Fontana Buona andiamo in Valle Sturla, perché le telecamere di Teleradio Pace si sono accese domenica scorsa nella chiesa di San Bartolomeo di Borzonasca per la messa trasmessa in diretta. A Borzonasca, in Valle Sturla, la chiesa di San Bartolomeo è un punto di riferimento nel cuore del paese. Si incontra transitando sulla principale arteria del comune, sulla piazza dove in pochi metri si trovano municipio, bar, Croce Verde e altri servizi. Come molte parrocchie periferiche, la comunità è ancora attenta e partecipe alle attività della parrocchia, che si svolgono in diversi ambiti. Durante le settimane organizziamo la celebrazione con i canti, proviamo un foglietto con la lettura del Vangelo, preghiera dei fedeli e i canti, da fare tutti insieme in comunità. Praticamente stiamo un po' dietro, diamo una mano al parroco a organizzare appunto le celebrazioni. Ecco. Cerco di organizzare un po' le cerimonie, le celebrazioni eucaristiche. Come attività abbiamo il coro parrocchiale, siamo pochi ma cerchiamo di tenere duro. Invito chiunque voglia partecipare a dirmelo, che ben accetto. Il mio ruolo è semplicemente di accompagnare i ragazzi verso un cammino buono, caritatevole, per andare alla ricerca di Gesù. Come li vedi i ragazzi di Borzonasca? Li vedo molto in forma, molto entusiasti di quello che stiamo facendo e spero che gli stia piacendo, perché comunque sono presenti nelle attività che facciamo e anche nelle cose che facciamo anche in parrocchia. La messa domenicale, oltre a celebrare l'Eucaristia, è occasione di condivisione di ricorrenze private, come per Rossella e Roberto, che hanno celebrato il loro anniversario di matrimonio. Oggi è stata una grande sorpresa per noi essere ricordati nel nostro 33esimo giorno di anniversario. Sono pochi, sono tanti al giorno d'oggi, comunque noi siamo molto felici nelle lotte quotidiane, nelle gioie e andiamo avanti con l'aiuto del Signore. Il parroco Don Daniele Berogno, che guida 8 parrocchie dell'Alta Valle Sturla, ha proposto una riflessione prendendo a spunto le 2 figure narrate nel Vangelo, il fariseo e il pubblicano, e invitando i fedeli a non arrendersi di fronte alle proprie debolezze. Vabbè, sono fatto così e allora basta, sarò così per tutta la mia vita. No, io sono fatto così, posso cambiare. Ma non perché lo voglio io soltanto, ma perché c'è qualcuno che crede in me, mi ama e mi aiuta a cambiare. Queste sono le persone che vanno ricercate nella nostra vita. Nella vita, ha concluso Don Berogno, quello che conta è rimanere sempre in Dio. Solo Dio è capace di alcune cose, noi no, solo Lui. Che cosa significa per lei guidare questa parrocchia che abbiamo visto è viva e ci sono anche tanti giovani? Significa cercare di dare il mio apporto, di dare il mio aiuto per queste persone, cercando di essere per loro esempio e pastore, buon pastore, cercando di essere buon pastore. Non sempre ci riesce nelle nostre comunità, che poi sono più di Borzonasca, ce ne sono altre 7 poi. Ora andiamo a Rapallo, all'Istituto Gianelli, che comprende la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la secondaria di primo grado. All'Istituto Gianelli di Rapallo il vescovo Gianpio De Vasini ha celebrato la Santa Messa. ...305 tra bambini e ragazzi dalla sezione primavera fino alla terza media sono gli iscritti all'Istituto Giannelli di Rapallo. Con tutti loro, nel cammino che li accompagna ad affrontare un nuovo anno scolastico, la scuola ha invitato Monsignor Gianpio De Vasini per celebrare una messa in giardino insieme agli studenti. Dialogando con i bimbi e i ragazzi, il vescovo ha invitato ad evitare l'ipocrisia e a coltivare solo relazioni autentiche. Gesù ha parole molto dure contro l'ipocrisia. L'ipocrita non ha relazioni vere, non ha relazioni belle, non ha relazioni buone, non ha relazioni autentiche, non ha relazioni profonde. Ora, una vita in cui non ci sono relazioni vere, autentiche, profonde, è una vita bella o una vita brutta? Bruttissima.
E allora l'impegno che oggi ci prendiamo è quello a non essere ipocriti. Un luogo sicuro, quello del Gianelli, che punta non solo a seguire le regole elaborate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, ma anche ad affiancare quei ragazzi e quelle ragazze che hanno maggior bisogno di attenzione, cure e fiducia, per instaurare con loro un cammino che sia al tempo stesso di formazione, ma anche ricco di empatia e di libere emozioni. Il nostro istituto, che è un comprensivo e quindi si estende dai piccoli dei 2 anni fino ai grandi, 13 anni, si basa essenzialmente su un'impronta di grande tradizione, quindi guardiamo avanti nell'innovazione, abbiamo un'offerta formativa che è al passo con le prescrizioni del Ministero, ma allo stesso tempo manteniamo come dire, un'impronta familiare, un'impronta di accoglienza, soprattutto verso le persone che verso i ragazzini, i bambini che magari hanno fragilità particolari, verso tutti quelli che abbiano desiderio di apprendere, di crescere e di diventare persone in completezza. Un istituto che fonda le proprie motivazioni nella fede cristiana attenta alle indicazioni educative di Sant'Antonio Gianelli, restando aperta all'incontro e al confronto. Il carisma del Gianelli in qualche modo è in noi, perché diverse persone che lavorano in questo istituto sono cresciute all'ombra delle suore che li hanno formati, e poi tuttora abbiamo un contatto abbastanza costante con l'istituto, abbiamo dei momenti di formazione e, pur essendo impegnativo perché il mondo laico è decisamente diverso rispetto alla vita consacrata, però per noi è importante mantenere l'impronta del Gianelli che permea l'offerta formativa, perché il Gianelli è stato un santo sensibile ai bisogni, sensibile ai fragili e sensibile a quelli che vanno visti più di tutti gli altri. Quindi al di là appunto delle specialità, delle offerte, dei corsi, delle varie peculiarità didattiche, essenzialmente è importante per noi questo aspetto umano che il Gianelli ci ha lasciato e che intendiamo portare avanti. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa. Grazie per aver seguito i nostri servizi, ci rivediamo la prossima settimana.